Cominciamo la manifestazione, cominciamo questa bellissima festa. Grazie di essere qui con noi. Cosa posso dirvi? Allora, per chi è qui per la prima volta, faccio un piccolo cenno di che cos'è questa festa. È una festa che ho ideato personalmente ormai 9 anni fa, perché questa è la 9ª manifestazione, ridendo e scherzando. Anzi, dico già che il prossimo anno è una tappa importante, 10 anni, dobbiamo già cominciare a ragionare e cercare magari di fare qualcosa di speciale. Che dire, più o meno mi conoscete, Giovanni Carraro, un nome che magari si associa a pubblicazioni di escursionismo, a sentieri. Mi sono impegnato in tanti anni di camminate a coprire la dorsale prealpina, quindi parlavo prima ai confini con la regione Friuli Venezia Giulia, esattamente Stevenà, la parte più orientale, e invece la parte più occidentale era Segusino. Poi mi sono spinto oltre, sono andato a raccontare i sentieri delle colline del Prosecco, è nato il cammino delle colline del Prosecco. Abbiamo fatto anche un documentario recentemente che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia questa settimana. È stata veramente inaspettata e gioiosa come manifestazione. E poi mi sono spinto ancora più in là con il Monte Grappa, che adesso sto presentando con una mia pubblicazione, l'8º libro che ho scritto. E insomma, se volete venire ad ascoltare quanto bella è quella montagna, venite pure. Tra l'altro, con il Monte Grappa ho avuto la fortuna di conoscere un personaggio unico, direi, un artista, una musicista che ho l'onore di avere qui con noi e che è Sabrina Salvestrin. Facciamo un applauso a questa bravissima artista, oltre che musicista è anche poeta, perché scrive delle bellissime poesie, ha fatto un libro che mi ha donato e che custodisco gelosamente. È qui con noi in maniera straordinaria perché questa amicizia che abbiamo allacciato si è creata proprio grazie al Monte Grappa, e lei stessa ha detto: voglio essere presente alla festa della Madonna dell'Andro di Collon, perché è sempre impegnata. Non so se la conoscete, ma questo personaggio gira in lungo e in largo l'Italia. 2 giorni fa era Vercelli, ieri era Feltre, poi la vediamo comparire in cima a una montagna, in cima alla Marmolada, a suonare con la sua inseparabile fisarmonica. E quindi grazie Sabrina di essere con noi, e poi ci allieterà con questo repertorio sacro, perché oggi la sentiremo in una nuova veste appunto di sacralità. Dicevo, la festa che ho creato, perché l'ho creata questa festa? In questo magnifico contesto di un landro. Il landro sarebbe dialettale antro, quindi grotta, no? Landro del Collon. Perché non è che abbia le visioni io, che ho le Madonne che compaiono, no. Questo si è agganciato a un concetto che ho sempre ritenuto importante, quello di mantenere le tradizioni. Io quando cammino vedo i capitelli, e li vedete anche voi, e mi chiedo: ma cavoli, se una volta li facevano questi capitelli, perché non possiamo farne anche uno in tempi moderni? E così è stato. Ho chiesto l'autorizzazione ai proprietari, che ringrazio, sono 3 famiglie dei Segat. Segat è un cognome poi molto frequente nella zona di Fais, che sono le borgate qui sotto. Una Madonnina che mi è stata regalata in famiglia in occasione del mio matrimonio, un tabernacolo fatto a mano da un bravissimo artista di Lorenzago che è Piazza, Francesco Piazza, che tra l'altro è ricordato perché ha fatto delle opere per i papi, tutti i papi, ne ha fatte veramente di interessanti, ed è nata questa festa che io voglio veramente tener viva, soprattutto per tener vive le tradizioni. Questo borgo che abbiamo qua sotto, Fais, che tra l'altro Fais è una località, non è un borgo, è un insieme di 8 borghi. Prima ci divertivamo a ripassare i nomi di Borgo Collon, Menegon, Trubian e quant'altro. Se non lo teniamo in piedi, ricordando quel che hanno fatto i nostri nonni, se ne va tutto. E allora io vi chiedo vivamente, teniamo vive queste tradizioni, datemi una mano, date una mano anche ai residenti, qui ne abbiamo qualcuno
che dobbiamo veramente aiutare per aiutare e portare avanti insomma quello che è stato il passato. Borgate nelle montagne abbandonate ce ne sono tantissime. Nel Monte Grappa ne ho scoperte a non finire. Fumegai, Borgo Puel, ci sono borgate veramente incredibili, Costa Caorera, Borgo Croci. Insomma, io porto sempre come esempio un borghetto che c'è nella zona della Val Brenta, sopra San Nazario, che è stato rimesso a posto dai residenti. Prima era un ammasso di rovi, è un borghetto che adesso andate a vederlo, è un gioiello. Un altro esempio lo troviamo a Stramare. Pensate cos'era quel borgo, anche quello abbandonato. Adesso arrivano turisti da tutto il mondo per vedere quel borgo. I Con che abbiamo qua sotto, c'è gente che non sa neanche che esista il Con, San Gusè anticamente. Il cammino delle colline del Prosecco ci passa, portiamo gente da tutto il mondo, 3.500 visitatori ci sono stati nell'ultimo anno, fin dal Sudafrica, dall'Africa, dai paesi dell'Oriente. E poi concludo, signori, perché poi la cerimonia si appresta ad iniziare. Abbiamo un personaggio che è qui con noi, che viene da Palermo, è qui, Fiore, guardatelo qui, ed è venuto apposta per celebrare, per assistere a questa festa. Facciamogli un applauso a Fiore, che veramente a 86 anni ha avuto il coraggio di partire da Palermo, venire qui, alloggiare all'albergo Frate di Fregona ed essere qui con noi. Poi magari lo aiuteremo ad andare giù perché fa fatica, poverino, ad camminare. Concludo con il ringraziamento a tutti voi per essere qui con noi, con me. Un ringraziamento alle associazioni che mi danno una mano, Vallapisina Iniziative, il gruppo dei pescatori liberi ASD di Vittorio Veneto, il comune di Vittorio Veneto che mi ha dato il patrocinio e chi altro? L'Azione settimanale, l'Azione che mi sostiene anche per la parte mediatica e che tra l'altro ricordo perché mi ha lanciato nel mondo giornalistico, la televisione che abbiamo qui, Tenda TV con il sempre presente Federico Campo dall'Orto, che ti ringrazio, sai Federico per quello che fai, perché so che lo fai con dedizione, con passione, e se non c'è la passione non arriviamo da nessuna parte. E poi il CAI di Vittorio Veneto, che è qui presente, abbiamo il presidente Leonardo Pradal. Mercoledì sono venuti su apposta a pulirci il sentierino, perché noi dovevamo venire su in maniera decorosa. Io vi ringrazio e vi auguro una bella manifestazione. Dopo nel ritorno state attenti perché è bello pendente e abbiamo un piccolo rinfresco giù a Borgo Collon. Ho finito, lascio la parola al nostro parroco, che ringrazio vivamente per essere stato con noi. È la prima volta che viene, non è la prima volta che passa per il sentiero, perché so che lui è un camminatore e se li fa tutti questi sentieri, però è la prima volta che celebra questa Santa Messa. Io lo ringrazio veramente, Don Massimo. Grazie a tutti e buona festa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Siamo grati al Signore per questa bella giornata che ci ha donato, che ci dona. E lo ringraziamo per questo luogo così suggestivo che spinge quasi naturalmente alla preghiera e alla contemplazione. Quindi celebrare la messa qui è una cosa, possiamo dire, naturale.
viviamo quindi veramente un bel momento di spiritualità e anche un momento che umanamente ci ricarica. Per celebrare i Santi Misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Loda il Signore, anima mia. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Loda il Signore, anima mia. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Loda il Signore, anima mia. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore, nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito,
vestito lussuosamente ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite tu siediti qui comodamente, e al povero dite tu mettiti là in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi della fede ed eredi del regno promesso a quelli che lo amano. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Mi ha fatto pensare quello che ha detto prima Giovanni riguardo l'obiettivo di questo tipo di manifestazioni, di questo tipo di incontri. L'obiettivo è quello di ridare vita a una realtà che tende a morire. Se viene lasciata a se stessa, la tendenza è quella. E quindi ridare vita alle borgate, alle nostre borgate, è davvero un obiettivo bello, grande. Venendo su con un gruppetto di amici, notavamo alcune case e dicevamo, ma qua una volta vi abitavano stabilmente, inverni lunghi, rigidi, nonostante questo abitavano. E dicevamo che per starci bisognava avere un'idea di vita, bisognava avere una filosofia di vita, bisognava avere quasi un credo, perché significava sacrificare in nome anche di una bellezza, perché poi l'esperienza della bellezza sicuramente c'era, ma c'erano anche dei grossi sacrifici da affrontare. Quindi c'era una visione della vita che motivava le cose, le scelte. E credo che se noi vogliamo ridare vita, bisogna camminare anche per questa strada. E quindi è la strada di una apertura delle coscienze, di una apertura dei cuori a una realtà nuova per certi versi, ma che attinge le sue radici dal passato. E quindi è necessario aprirsi a un dialogo tra ciò che riceviamo dal passato e quello che desideriamo abbracciare per il futuro.
E questa operazione di apertura non è un'operazione che va da sé, non è un'operazione spontanea, e se ascoltiamo il Vangelo di oggi possiamo dire che è una operazione interiore che può farci fare solo il Signore. È Lui che apre gli orecchi, è Lui che apre la bocca e quindi i canali della conoscenza, è Lui che li apre. È Lui che permette, aprendoli, di poter maturare una conoscenza che diventi poi veramente cultura, diventi un tutt'uno con la vita. Quindi mi sembra che il Vangelo di oggi, se noi lo approfondiamo e cerchiamo di interiorizzarlo, risponde proprio a quell'obiettivo che appunto Giovanni diceva prima, quello di ridare vita a queste realtà. Possiamo ridare vita a patto che tutti insieme condividiamo questa apertura. Se rimaniamo ripiegati su una cultura del consumismo, sinteticamente, è difficile ridare vita a questi posti e quindi bisogna dare una scrollata e quindi ecco l'apertura. Invochiamo per questo dono l'intercessione di Maria. Oggi la ricordiamo come Maria Bambina, col titolo di Maria Bambina, il titolo della Natività di Maria. E lei è l'immagine della perfezione di questa apertura dei canali comunicativi. Invochiamo da lei questo dono che ci sorregga in questo impegno ad aprire questi canali della comunicazione, delle relazioni e ad aprire quindi quelle relazioni che possono aiutarci a costruire e a portare avanti le tradizioni preziose che abbiamo ricevuto. E rinnoviamo ora la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, giungiamo a questa Eucaristia consapevoli della nostra fragilità e delle innumerevoli esigenze dell'intera famiglia umana. Ci affidiamo al Signore Gesù che viene a guidare il nostro cammino e a sostenere la nostra vita. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per tutti noi battezzati, perché consapevoli delle nostre fragilità e debolezze, otteniamo la grazia di imparare a trattarci come fratelli e sorelle, senza giudicarci l'un l'altro, ma sostenendoci nelle difficoltà e valorizzando la personalità e i doni di ciascuno. Noi ti preghiamo. Per coloro che ci governano,
perché sostengano tutte quelle persone che individualmente o tramite associazioni si mettono al servizio di chi è povero, malato, in carcere. Noi ti preghiamo. Per le nostre famiglie e la nostra comunità, perché diventino luoghi dove si sperimentano l'accoglienza, il rispetto, il soccorso ai deboli e agli esclusi, con larghezza di cuore e spirito di iniziativa. Noi ti preghiamo. E facciamo una particolare preghiera per la pace nel mondo, in particolare in quelle terre dove davvero più si sente il dramma del conflitto. Pensiamo in modo particolare alla Terra Santa, l'Ucraina, insomma, tutte le altre parti del mondo. Invochiamo il dono della pace per intercessione di Maria. Preghiamo. Siamo davanti a te, o Dio, come membri della tua famiglia, fiduciosi nel tuo amore di Padre, nella tua compassione di Figlio e nostro fratello, nella tua forza vivificante di Spirito Santo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Offertorio. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane,
rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Siamo tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ferma. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non so degno di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola che sarò salvato.
Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i Tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del Tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della Sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore sia con voi. Vi benedica Dio misericordioso e onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona festa. Viva la Madonna dell'Ambio, viva!
e con le note di Sabrina Salvestrin e anche con il canto di Fiore si conclude questa bellissima manifestazione. Prima, guardando un pochettino questa manifestazione, appunto, mi chiedevo, ma come possiamo perdere una festa così? No? Dobbiamo tenerla viva e cominciamo a pensare al prossimo anno, che sono i 10 anni. Allora adesso ci diamo appuntamento giù a Borgo Collon e vi auguro buona giornata e buon cammino.